Allora, ciao a tutti, buona giornata, grazie per essere venuti questa mattina così presto, perdonatemi. Allora, una veloce presentazione, abbiamo la Silvia Vianello che è Presidente del Consorzio con Chiusa Sì, Mauro Ormelao, aiutami Mauro, tu sei sindacalista. Segretario regionale della Federazione Sindacale di Polizia del Veneto, Benissimo. FSP. Perfetto, scusa perché ormai sono anziano con le sigle. E poi abbiamo l'avvocato Patrizio Trapella, che è presidente del Consorzio della Pescheria di Chioggia, ma è anche, ormai possiamo dirlo, c'è anche candidata per quanto riguarda Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali. Avevo mandato prima gli screenshot su Draghi, che è stato ospite del meeting e praticamente ha sparato contro diciamo, al fatto di tutti questi diciamo, sussidi che in realtà non aiuterebbero i giovani. Ha espresso anche forti preoccupazioni. Silvia, tu che sei, oltre ad essere presidente del consorzio con Chiusa Sì, sei anche una operatrice turistica, ci siamo sentiti tante volte. Tu cosa ne pensi appunto del reddito di cittadinanza, di tutti questi sussidi? Hanno aiutato i voi operatori o non hanno aiutato? Cosa ne pensi? So già la risposta, ma insomma, No, allora, sentiamo l'esperienza vostra. non, Dimmi. non vorrei cadere sulla superficialità o comunque, insomma, sai, dare risposte. Allora, in questo momento storico è chiaro che serve un aiuto da parte dello Stato, però sono d'accordo anch'io che gli aiuti non vanno calati a pioggia. Poi, per cui ci siamo lamentati, soprattutto diciamo, la classe imprenditoriale in questo periodo si è lamentata perché si è pensato più a un assistenzialismo che a incentivare insomma, le aziende, le imprese e dare una mano affinché insomma, potessero superare, ma più che altro anche mantenere i rapporti con il mondo produttivo in questo periodo. Per quanto riguarda però il discorso dell'assistenzialismo, quindi il reddito di cittadinanza, eccetera, bisogna fare anche alcuni distinguo. Noi ci siamo sempre lamentati, abbiamo sempre rapportato il nostro status sociale, quindi l'attenzione alle persone, alle famiglie, in confronto alla Germania e agli altri paesi nostri europei, dove abbiamo sempre detto che c'era un'attenzione, cioè i giovani erano aiutati dallo Stato nel periodo in cui finivano la scuola e magari non trovavano lavoro, le famiglie, in particolare le donne che avevano dei figli e avevano bisogno di essere aiutate dal punto di vista sia economico, ma soprattutto dal punto di vista lavorativo. Diciamo che noi qua in Italia, come al solito, abbiamo fatto un po' una brutta copia di quello che si sarebbe potuto fare meglio e bene. Dopodiché parliamo dell'assistenzialismo, quello più povero, nel senso del reddito di cittadinanza fatto come è stato fatto all'italiana, e che porta in molti casi a creare difficoltà nell'offerta del mondo del lavoro. Era un po', diciamo, la provocazione che Andrea voleva fare prima. In molti casi sì, ci sono stati dei problemi perché chiaramente poi in particolare in questo periodo i mesi di lavoro erano pochi rispetto alla possibilità di ricevere un reddito di cittadinanza, per cui magari probabilmente qualcuno si è fatto due conti. Abbiamo grosse difficoltà a trovare gli stagionali e non lo so se è a causa del reddito di cittadinanza o ci sono altre cose dietro. Fatto sta che insomma, era un problema comune che durante l'estate, ma non solo quest'estate, anche l'estate scorsa, ci siamo trovati a dover superare. Anche al sud, insomma, le cronache ne hanno parlato, ci sono queste difficoltà. Diciamo che aiutare e dare un incentivo alle famiglie e alle persone da parte di uno Stato è dovuto. Chiaramente bisogna d'altro canto anche fare dei controlli e aiutare le imprese affinché aiutino
a trovare lavoro. Io, la mia idea personale è quella, insomma, che è conosciuta, una persona, e ci sta, e c'è anche nella nostra Costituzione, il lavoro ti nobilita, e quindi piuttosto di stare a casa in divano, io mi tiro sulle maniche e vado a fare qualsiasi lavoro. È quello che dovrebbe insegnare uno Stato degno, insomma, di questo. Spero, mi auguro che le cose possano cambiare. Diciamo che con questo governo la vedo molto dura. Allora, passando un attimo al discorso della sicurezza, sulla Nuova Venezia di oggi, proprio la prima pagina parla di nuova rissa a Jesolo e rapina a Bibione. Quindi le settimane scorse noi abbiamo avuto, diciamo, il problema della baby gang, dei ragazzini che picchiavano altri ragazzini ospiti, tra l'altro alcuni addirittura figli di Chiogiotti che ormai sono trasferiti, chi a Mestre, chi a Padova. Per fortuna la Polizia di Stato di Chioggia, in particolare la Polizia, ha fatto una bellissima opera, è riuscito a rintracciare tutti questi ragazzini. Credo che siano stati denunciati, i genitori sono stati richiamati, tutta una serie di cose, dei procedimenti che sono in corso. Poi, essendo minori, è una cosa abbastanza sotto traccia. Su questo Mauro, che anche tante volte si è speso col suo sindacato sull'aspetto della sicurezza, cosa ci racconti, visto che evidentemente alla fine non ci sono solo le baruffe chiozzotte come siamo famosi? No. Purtroppo il problema di Jesolo è conosciuto, è una città che d'estate chiaramente porta milioni di turisti e queste sono le conseguenze. Ma le conseguenze dovute anche che il governo, anche quest'anno, non ha inviato nessun aggregato, ripeto, nessun aggregato, quindi un potenziamento per il periodo estivo sul litorale veneziano. Quindi andiamo per il commissariato di Portogruaro, che ha la competenza su Bibione e Caorle, il commissariato di Jesolo e quello di Chioggia per i lidi di Sottomarina e Isola Verde. Non si può, ovviamente, noi diciamo sempre che la sicurezza non va affidata alla fortuna, ma la sicurezza va affidata ovviamente alle forze di polizia, alle forze dell'ordine. Non avere nessun aggregato, nessun uomo di potenziamento vuol dire nemmeno andare a sostituire il personale che va in ferie. Chiaramente qualcuno dovrà andare in ferie anche di noi, no? Ecco, e c'è il rischio, appunto, come sta accadendo in questi giorni, che qualche turno di volante salti. Quindi la sicurezza è garantita eventualmente dalla radiomobile dei carabinieri. Chiaramente sono tutte cose che vengono concordate e poi vengono avvisate le altre forze dell'ordine che magari la volante della polizia in quel turno non c'è, però fatto sta che i cittadini pretendono sicurezza, devono avere la sicurezza, e la sicurezza non si può fare in questo modo quando un governo decide di non mandare nessun potenziamento sui litorali, perché parliamoci chiaro che il bisogno maggiore c'è nel periodo estivo, dove ci sono le spiagge, no? Dove ci sono le discoteche, i locali, eccetera. Adesso le discoteche sono state chiuse, quindi quel problema delle discoteche non c'è. Però la gente si ritrova nelle piazze a bere spritz, magari qualcuno fa anche uso di sostanze stupefacenti, e questi sono chiaramente i risultati negativi che si ripercuotono poi sulle nostre città dei litorali veneziani. Ecco, abbiamo attaccato ovviamente il governo in questo, però vedo che poco importa, tant'è che mettono poi in difficoltà il sistema normale della sicurezza nostra interna, perché il questore ha fatto più volte l'interpello se qualcuno volesse andare aggregato a Jesolo per il periodo estivo. Io in questo mi sono trattenuto, però ho detto che oltre a Jesolo c'era anche Chioggia Sottomarina. È andata bene l'indagine nei confronti della baby gang, purtroppo la maggior parte di questi ragazzi erano anche minorenni, quindi è brutto vedere che minorenni vogliono passare le proprie serate a dar magari ad aggredire altri giovani che provengono da altre città del Veneto. Insomma, ecco, questo è una cosa desolante. Io non me la prendo, tanti dicono ma le famiglie, ma credetemi, per esperienza, sì, le famiglie chiaramente sono importantissime e fondamentali, però ci è capitato di andare anche a casa di qualche minorenne con famiglie almeno all'apparenza diciamo perfette, proprio il papà che lavora, la mamma casalinga, quindi che ha avuto anche il tempo e magari la fortuna appunto di seguire i figli. Però se il figlio frequenta magari determinate compagnie e il figlio in quel momento non usa la propria testa
o non usa ovviamente gli insegnamenti, non mette in pratica gli insegnamenti che hanno dato i genitori, è chiaro che poi anche le famiglie poco possono fare quando il figlio è fuori con gli amici. Non è che il figlio è seguito dal papà e la mamma anche quando esce con gli amici. Chiaramente famiglie importantissime, però queste cose purtroppo accadono, sono accadute e siamo riusciti in pochi giorni a riportare chiaramente la serenità alla nostra città, insomma, alla città di Chioggia, Sottomarina. Ecco, il discorso degli aggregati è un problema che si ripercuote ovviamente su tutto, ma gli aggregati non sono stati mandati anche in altre città, quindi ripeto, un problema generalizzato. Danno la colpa che non c'erano corsi in uscita di nuovi agenti, di neoagenti, però ovviamente ci sono anche tante città che non hanno bisogno di personale, perché magari alcune città chiaramente si svuotano durante il periodo estivo, però fatto sta che dove c'è più bisogno, dove le popolazioni crescono, pensiamo a Chioggia da 50.000 a 100-120.000 presenze giornaliere, poi Silvia magari sarà più precisa sui numeri, sui dati delle presenze giornaliere di Sottomarina e di Isola Verde. È chiaro che abbiamo bisogno non solo di una volante che c'è quotidianamente al commissariato, ma sicuramente avremo bisogno di 2 o 3 macchine esterne a livello di prevenzione sul territorio. Jesolo ne avrebbe bisogno di almeno 5-6 volanti a turno, ma questo non accade, insomma. Ecco, questa è la situazione. Auspico che queste cose purtroppo negative che sono successe quest'anno servano ovviamente a ricordare ai nostri governanti il prossimo anno che il potenziamento degli organici nel periodo estivo è obbligatorio. Poi vediamo anche l'amministrazione comunale che si è lamentata poi dei controlli, spesso ci si lamenta dei controlli in spiaggia che non vengono effettuati, ma chiaramente ci dovrebbero essere controlli quotidiani contro il commercio ambulante e abusivo, ma questo non è possibile perché facciamo fatica a malapena, ripeto, a garantire un'unica volante a turno, quindi sono 2 poliziotti fuori macchina e qualche turno negli ultimi giorni è anche saltato causa malattie e anche ferie. Quindi questa è la situazione. Vorrei sentire Non è una bella, perché abbiamo i minuti. non è una bella situazione, ma mi auguro che il prossimo anno si inizi ad avere il potenziamento già dal mese di giugno. Allora, tu fra poco devi andare via, devi andare a lavorare, giusto Mauro? Quindi lo anticipo. Sì, alle 7:30 inizio, massimo alle 7:15 devo partire. Sì, ma noi adesso andiamo avanti fino alle 7:10 perché anche noi dopo c'è problemi di registrazione. Volevo sentire Patrizia su questo aspetto e anche avevo intravisto un tuo post sulla giustizia, se volevi anche accennare a questa cosa qui. Sì, intanto complimenti all'intervento di Mauro Armelao, l'avevo ripreso anch'io pochi giorni fa sulla questione delle baby gang, avevo fatto anch'io un piccolo intervento, direi che veramente complimenti perché è esaustivo, proprio non fa una piega quello che ha detto poc'anzi. Tornando sul problema del post di ieri, sulla alta litigiosità nel Veneto e soprattutto nella provincia di Venezia, mi sono permessa un po' da avvocato di fare un intervento che non è una critica a quanto è stato scritto, perché i dati sono dati, quindi la statistica è statistica. Mi permetto soltanto di fare un appunto sulla parziale analisi che è stata fatta del pezzo, perché se da una parte mi ritrovo in pieno accordo sul fatto che la riduzione dei tempi della giustizia è un problema che ci riguarda, però se qui ci limitiamo a parlare di aula, senz'altro posso essere d'accordo che questi tempi prolungati della giustizia siano un danno per tutti, e quindi meriterebbe ancora una volta una riflessione su quella che è stata la chiusura di molti tribunali, di molti presidi di giustizia in questi anni, e quindi riflettere sulle esigenze che ci sono state di carattere economico da parte di necessità di risparmio da parte dello Stato. Però dall'altra parte, se fossimo così semplicistici, si finirebbe anche in quello che riflettevo ieri mattina, io l'ho chiamato anche un vortice strano, perché una domanda che mi viene da fare a me stessa è innanzitutto qual è la percezione della giustizia che noi abbiamo, cioè consideriamo
che il senso di giustizia vale soltanto se abbiamo un giudizio, quindi abbiamo una sentenza pronunciata da un giudice, o se il nostro senso di giustizia abbia valore anche al di fuori dell'aula, e quindi mi riferisco a quegli istituti alternativi che sono stati creati, la mediazione civile obbligatoria e facoltativa nel 2010, piuttosto che la negoziazione assistita nel 2014, piuttosto che l'arbitrato, che già da anni insomma ci riguarda come forma alternativa alla risoluzione della controversia piuttosto che l'aula. E allora anche qua, se non è stato considerato dal pezzo che ieri è apparso sui giornali, per quanto riguarda la provincia di Venezia, una domanda ulteriore è questo mi riferisco soprattutto alla mediazione, perché la mediazione obbligatoria e facoltativa è un istituto molto importante. È stato utilizzato nella nostra provincia, le camere di mediazione esistenti lo utilizzano, è sufficiente l'utilizzo, occorre sensibilizzare maggiormente la cittadinanza all'utilizzo ancora, i cittadini all'utilizzo di questi strumenti, o ancora, se sono stati utilizzati, a questo punto si sono presentate le parti oppure è stato un esito negativo. Ecco, queste cose non sono state considerate in alcun modo, quando invece un trend italiano ci dice che la mediazione come istituto nella parte delle materie obbligatorie sono tante, sai Andrea, perché andiamo dalle materie del condominio, ai diritti reali, alle locazioni, ai contratti bancari e così via, quindi ci sono delle materie obbligatorie che sono dell'istituto della mediazione da quando esiste. Patrizia, scusa se ti interrompo, perché siccome abbiamo pochissimi minuti, agganciandomi a questo dell'istituto della mediazione e anche appunto del problema della giustizia, sulla Nuova Venezia di oggi c'è un articolo che riportandola anche per chiudere un po' questa rassegna, riportando un po' su base locale, c'è un articolo molto interessante sulla Nuova Venezia di oggi del presidente del comitato del porto di Chioggia, Alfredo Clascibetta, che dice sulla la costa petrolio, insomma l'impianto di GPL, la costa non si arrenderà, aspettiamo a cantare vittoria. E Clascibetta praticamente in questo articolo solleva molti dubbi sul fatto che la partita sia chiusa, dice prima bisogna aspettare che il decreto sia convertito in legge, poi c'è tutta un'altra serie di aspetti. Su questo tema, che è un tema un po' delicato, cercando di essere molto sintetici perché vorrei chiudere tra 5 minuti perché dopo c'è il tempo per montare tutto quanto. Cosa ne pensi tu su, appunto, anche se è un terreno un po' delicato, riusciranno a fermare questo impianto di GPL? Io sono anch'io a livello personale per un no GPL, lo sono sempre stata, però come legale mi sento di dover dire che la partita ritengo che non sia chiusa, cioè senz'altro avremo dei risvolti che non sono soltanto legati al fatto della conversione in legge del decreto, perché penso che comunque nessuno si accontenti di quello che è stato detto, soprattutto la controparte non penso stia ferma e immobile ad accettare le proposte di indennizzo, così come ho letto qualche giorno fa. Senz'altro parlano di danno emergente, mi chiedo una valutazione ad esempio sul lucro cessante, ma questo entro nel merito, a monte ci stanno anche tutta una serie di problemi sulla incostituzionalità, mi sembra sia stata già adombrata
per quanto riguarda proprio il decreto di per sé stesso. Ovvio che poi su determinate questioni, dico sempre, come lo dico anche quando mi trovo davanti a un cliente che mi dice ma lei cosa ne pensa? Ma di fatto sarebbero anche un po' chiacchiere da bar, nel senso che le carte vanno lette e io non ho avuto modo personalmente di leggere il contenzioso nelle sue peculiarità, però ritengo, come giusto che sia, in un sistema di contraddittorio tra le parti, che la partita, ahimè, potrebbe avere ulteriori risvolti anche giudiziari, senz'altro. Auspichiamo di no, però non penso che finisca così tutto con la conversione del decreto. E tu, Mauro, visto che fra poco devi partire, che così... Io mi permetto di fare una battuta. Chiaramente a livello personale sono nettamente contrario ovviamente al GPL, così come è stato pensato e posizionato proprio in quel punto della nostra città di Chioggia. Io dico solo questo: si sta lavorando, per fortuna, per portare la sede del commissariato di Chioggia presso il tribunale, l'ex tribunale di Chioggia, no? Quindi chiaramente da cittadino, ma anche da poliziotto, avere un impianto di GPL che dista a 150 metri di linea d'aria dal nuovo, mi auguro, commissariato, è un po', diciamo, insomma, mi fa un certo che, insomma, pensate che in caso di necessità abbiamo bisogno chiaramente dalla Polizia di Stato che vada a chiudere le strade su tutto il piano di sicurezza che è stato fatto anche a livello di prefettura. Pensare che succeda qualcosa proprio nell'impianto di GPL e uno dei primi edifici ad essere colpito da un'ipotetica e potenziale esplosione, per carità, molto distante. Scusa, non dovrei intervenire, ma non è possibile che ci sia un'esplosione nell'impianto del GPL. Perdonami, perché è un impianto tumulato. Cioè, ci potrà essere incidente, ma no, l'esplosione non ci può essere. Scusa, se lo dico da un'ipotetica potenziale. Scusami, anche perché si diceva appunto se un impianto, perché siccome qualcuno ha fatto l'impianto è nuovo, prego, scusa. Io sono stato all'interno, no? È un impianto sicuramente che a livello di sicurezza è oltremodo sicuro, perché mi hanno spiegato tantissime cose e praticamente è quasi impossibile un'esplosione di quell'impianto. È stato detto e ribadito in più occasioni, e hanno un impianto nuovo sicuramente ha una garanzia, una sicurezza che è oltre la media degli impianti che ci sono già esistenti, chiaramente. Però a 150 metri c'è il commissariato nuovo. Ecco, su questo ringrazio, questo lo devo dire da sindacalista perché sono anche una persona comunque corretta. Ringrazio anche Marco Varonese, il vice sindaco, che si sta adoperando molto in questo progetto, ci sta aiutando come amministrazione comunale. Però ripeto, come cittadino sono contrario a un impianto di GPL. Anch'io non festeggerei al momento, perché come ha detto bene Patrizia, ci vuole la conversione in legge, e da qui a 2 mesi entro in cui deve avvenire ovviamente la conversione possono accadere tante cose. Sicuramente gli avvocati della Socogas non saranno di certo a guardare, faranno il loro lavoro, però aspetterei prima di festeggiare e di brindare alla chiusura dell'impianto GPL, insomma, ecco. Silvia, concludiamo con la Silvia. Penso che tutti abbiano esultato quando, tutti o quasi, insomma, ma forse la Socogas no, quando c'è stata la notizia del decreto. Allora, io, cosa vuoi, un po' esperienza politica, un po' per tante cose, forse anche essendo donna, ci ho messo un po' di malizia e spero, insomma, che non sia vero. A 2 mesi dalle elezioni regionali e dopo la notizia, avendo visto tutti quanti i politici passare in passerella e volersi mettere la medaglia, e devo dire anche scene poco dignitose, consentitemelo, da parte di qualcuno, insomma, di volersi attestare la cosa. Ecco, io spero vivamente che il decreto, insomma, passi, però dubbi, insomma, ci sono stati fin dall'inizio, un po', ti dico, un po' per malizia, ma anche per come è stato fatto in velocità, perché tutti ci siamo detti, ma scusa, non potevano pensarci prima a sta cosa.
se era così semplice, perché tutti quanti i politici di destra, sinistra e centro che sono passati a Chioggia negli ultimi anni erano d'accordo e tutti quanti volevano fare la battaglia contro il deposito GPL. Per cui io spero, insomma, che il decreto possa essere di aiuto. Non voglio dire che ho qualche dubbio, però come ho letto anche l'articolo di Karashi Betta, è chiaro, e magari Patrizia Trapenna, che è un avvocato, può confermarlo, che una virgola messa prima, messa dopo, può cambiare. Cambia. Sì. Per cui insomma io farei un referendum e direi ai Chiogiotti: siete d'accordo che il deposito vada via? Sappiate che se mandiamo via il deposito dovremo pagare e pagheremo per tanti anni dal punto di vista economico. È chiaro che dal punto di vista della salute, tutto quello che ci siamo detti, non c'è prezzo, ma se auspico la cosa andrà a buon fine, dovremo pagarla cara. Sono d'accordo con Armelao, non siamo contro i depositi di GPL o comunque non siamo contro nessun tipo di energia alternativa, per cui è chiaro, insomma, la nostra località ha patito per tanti anni la non presenza di impianti industriali di certi livelli. Nel 2020 vorremmo essere sicuri, vorremmo essere tranquilli, per cui tutto quello che gli impianti o aziende che operano nel nostro territorio, è chiaro, si chiede la garanzia della sicurezza per la nostra città. Il turismo, la pesca e tutte le economie del nostro territorio, diciamo, potrebbero risentire, è stata una pubblicità negativa. E quindi qualcuno ha anche paventato la possibilità da parte della città stessa di chiedere un risarcimento, e penso che questo si potrebbe fare. Vedremo come... comunque abbiamo i giorni contati. Le elezioni regionali sono il 20 di settembre, dopo qualche giorno scadranno i famosi 60 giorni e là insomma, avremo le notizie certe. Io dico che si andrà avanti qualche anno con questa cosa. No, io parlo del decreto, sicuramente si andrà non qualche anno, più di qualche anno, spero. Insomma. Una situazione veramente all'italiana, perché vabbè, comunque chiudiamola, perché ovviamente sono già le 7:13. Io vi ringrazio tutti quanti della vostra partecipazione e grazie ancora, e corriamo a rimontare tutto quanto. Grazie, ciao e buona... Grazie, buona giornata. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao.